Amministrative 2018, domani si vota in 46 comuni nel Veneto, oggi insediati i seggi, oltre 500.000 gli elettori chiamati alle urne, 10 comuni che potrebbero andare al ballottaggio, Treviso e Vicenza le sfide più attese. Risultati, interviste e commenti, tutto sulle elezioni amministrative nello speciale Ring in onda su Antenna 3, domani alle 21:15 e lunedì mattina dalle 7. Assurda tragedia a Trento, 28enne incinta soffocata da un boccone, il figlio viene fatto nascere d'urgenza ma muore, la mamma sopravvive 2 giorni prima di spirare. Tragico scontro frontale nel pomeriggio a Jesolo tra un'auto ed un furgone, muore un 23enne di San Donà. Scorsa notte incidente sulla Triestina, 8 feriti. Nuove accuse per l'infermiera dell'ospedale di Padova, arrestata nel marzo scorso dai carabinieri per aver derubato dei pazienti. La donna narcotizzava le sue vittime. Momenti d'angoscia per una coppia di Treviso, il bimbo di 10 anni si allontana in bici non facendo ritorno, allarme e ricerche della polizia, lo trovano in un campetto di calcio. Conto alla rovescia per il raduno Triveneto degli Alpini, al via il 15 giugno, macchina organizzativa pronta, alzato il livello di sicurezza, attese 100.000 persone, 30.000 penne nere per lo sfilamento di domenica 17. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Domani si vota in 46 comuni veneti per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. Oltre 500.000 gli elettori chiamati alle urne. Sentiamo. Feste di chiusura della campagna elettorale ieri sera, oggi giornata di silenzio, la vigilia del voto per oltre 500.000 di elettori veneti chiamati al rinnovo di 46 sindaci ed altrettanti consigli comunali. 2 i capoluoghi di provincia, Treviso e Vicenza, seguiti da altri 8 comuni che hanno più di 15.000 abitanti e che potrebbero andare al ballottaggio il 24 giugno se uno dei candidati non raggiunge il 50% più 1 delle preferenze. 3 sono nel Veronese, Bussolengo, Sona e Villafranca, 2 Martellago e San Donà di Piave nel Veneziano, Piove di Sacco nel Padovano, Adria in provincia di Rovigo e Vedelago nel Trevigiano, che per la prima volta, avendo superato i 15.000 residenti, potrebbe votare al secondo turno. 525.971 complessivamente gli elettori veneti, oltre 255.000 uomini e 270.000 donne, una selva di candidati, 142 gli aspiranti alla poltrona di sindaco con 208 liste in campo, urne aperte nella sola giornata di domenica dalle 7 alle 23. Lo spoglio comincerà subito dopo la chiusura dei seggi. E dalle 21:15 di domani sera Antenna 3 seguirà lo spoglio con uno speciale Ring. Vediamo il servizio. 10 giugno, elezioni amministrative in 46 comuni del Veneto. Antenna 3 seguirà l'andamento del voto e dello spoglio da domenica sera con una puntata speciale di Ring in diretta a partire dalle 21:15 fino a notte fonda e poi lunedì mattina la lunga maratona televisiva proseguirà dalle 7 con tutti i risultati, le interviste, i commenti, vincitori e vinti, analisi del voto che in Veneto con Treviso e Vicenza assume una particolare valenza, previsti collegamenti in diretta con i nostri inviati nelle piazze e nelle sedi di partito ed istituzionali per seguire puntualmente lo spoglio e fornirvi in tempo reale i risultati con i commenti di tutti i protagonisti di questa tornata elettorale. Appuntamento dunque con Ring, speciale elezioni domani sera dalle 9:15 e lunedì mattina dalle 7 su Antenna 3. È morta oggi Maya, la donna soffocata da un boccone di cibo una settimana fa, è ricoverata all'ospedale Santa Chiara di Trento. La donna era incinta ed il bambino, fatto nascere prematuramente nel tentativo di salvarlo dalla carenza d'ossigeno che aveva subito, era già deceduto 2 giorni fa. La madre era arrivata in ospedale in condizioni disperate. La donna di soli 28 anni, moldava ma residente a Trento da molti anni, era al 7° mese di gravidanza e tutto procedeva bene. Stava tranquillamente cenando insieme al marito quando un boccone le è andato di traverso e le ha occluso la trachea impedendole di respirare. È diventata immediatamente cianotica e si dibatteva disperata mentre il marito, chiamati i soccorsi, tentava con ogni mezzo di farle espellere il boccone senza riuscirci se non parzialmente dopo lunghissimi terribili minuti di asfissia. La donna è giunta all'ospedale in condizioni gravissime. 2 giorni fa è deceduto il piccolo, oggi anche Maya, la mamma, purtroppo l'ha seguito.
E ieri sera verso le 23 il soccorso alpino di Longarone è stato allertato dal 118 per avviare la ricerca di una persona in Val Tovanella. Continuano le ricerche del 78enne di Vittorio Veneto, partito ieri mattina per andare a Lumache senza lasciare indicazioni sulla destinazione e svanito nel nulla. Quando i carabinieri in un sopralluogo hanno individuato la sua auto parcheggiata all'imbocco della valle è scattato l'allarme. Una squadra, assieme ai vigili del fuoco, ha iniziato a perlustrare i sentieri della zona fino a notte fonda. Questa mattina alle 6, con l'ausilio del soccorso alpino di Pieve di Catore, unità cinofile e carabinieri, è ripartita la ricerca. Anche l'elicottero dei vigili del fuoco ha sorvolato la zona. Finora però le ricerche non hanno dato esito positivo. Ed ora torniamo con la cronaca nel Padovano, perché ci sono nuovi guai per l'infermiera che narcotizzava i pazienti per poi derubarli del bancomat e prelevare il contante. Sentiamo. I carabinieri della compagnia di Abano Terme hanno arrestato, su ordine della procura di Padova, una infermiera romena di 33 anni. Già nello scorso marzo avevano scoperto che la donna era entrata furtivamente alla casa di riposo della Mandria, dove aveva sottratto il bancomat a un ospite di 78 anni, mentre questi era assopito. Grazie all'intervento dei carabinieri la tessera venne bloccata e negata qualsiasi operazione di prelievo. Dalle immagini di sorveglianza emerse che la donna aveva usato un ipnotico per far dormire l'anziano. Le vittime sono svariate, la tecnica utilizzata è stata quella di avvicinarle presso l'ospedale dove erano ricoverate, dove dovevano fare delle cure, e poi riuscire con uno stesso modus operandi a carpire i codici bancomat per poi effettuare dei prelievi fraudolenti. Nelle successive indagini è emerso che tra il settembre 2017 e il febbraio 2018 si sarebbe impadronita di altre 5 tra carte di credito e Poste Pay, sottraendole a negozianti, vicini di casa, pazienti di ospedale, e con le quali avrebbe prelevato una somma complessiva di circa 5.000 euro. Quando l'abbiamo fermata diciamo che non pensava che la arrestassimo, e quasi in segno di sfida ci ha chiesto appunto se veramente la stessimo arrestando. I carabinieri in casa dell'infermiera hanno scoperto anche una notevole quantità di materiale sanitario, perciò alla infermiera il magistrato ha contestato i reati di rapina, furto, indebito utilizzo di carte di credito e peculato. Ed ora andiamo nel Trevigiano con la paura vissuta ieri da una mamma del quartiere di Santa Bona. Non riuscendo più a trovare il figlio di 10 anni, ha chiamato la polizia. In sella alla sua bicicletta è improvvisamente sparito dalla vista della madre, che lo ha inutilmente cercato nel quartiere e poi a casa. Non riuscendo a trovare il figlio, un ragazzino di 10 anni, la donna disperata ha infine chiamato la polizia. L'allarme ieri pomeriggio alle 17:30 a Santa Bonanuova. Sono arrivate sul posto le 2 volanti che hanno setacciato l'intero quartiere e si sono soffermate ovviamente su quelli che sono i luoghi principalmente frequentati dai bambini. Infatti nel parchetto dietro la chiesa di Santa Bonanuova hanno trovato il bambino che tranquillamente stava giocando a calcio con degli altri ragazzini. Il bambino aveva semplicemente svoltato in sella alla sua mountain bike in una laterale, scordandosi di avvisare i genitori. Lui dice che fondamentalmente non se ne è nemmeno accorto, ha girato, gli è venuta voglia di giocare a calcio e è andato lì, ha visto altri bambini con un pallone e ha deciso di unirsi a loro. Di certo, visti gli allarmi di questi giorni in tema bambini e malintenzionati, come l'ormai noto caso della Jaguar nera di Preganziol, su cui anche la polizia sta effettuando accertamenti, gli agenti in pattuglia cercano di svolgere un servizio di vigilanza costante su giovani e giovanissimi. Noi setacciamo e pattugliamo tutte le zone generalmente frequentate da bambini, dai ragazzini, e ovviamente il periodo attuale, la primavera-estate e la fine delle scuole, intensifica naturalmente i nostri controlli in queste zone. Assunto da una settimana, guidava senza sosta per arrivare il prima possibile a destinazione, ma la stanchezza ha portato il camionista straniero a finire col tir contro un passaggio a livello in Viale Cacciatori a Treviso. Vediamo.
Stremato dalla guida senza sosta, non solo è entrato con il suo tir carico di materie plastiche nell'area cittadina vietata ai mezzi pesanti, ma ha anche abbattuto le sbarre del passaggio a livello tra Viale Orléans e Viale Cacciatori. Quando la polizia locale di Treviso, grazie al nuovo software che ha a disposizione, ha verificato i tempi di guida, ha scoperto che l'autista, un 50enne bulgaro assunto da una settimana da un'azienda austriaca a tempo determinato, guidava da 12 ore filate pur di rispettare la commessa assegnatagli, quella di raggiungere il prima possibile un'azienda del Coneglianese. L'episodio ieri mattina, l'uomo è uscito illeso dall'incidente che non ha avuto eccessive ripercussioni né sul traffico stradale né su quello ferroviario. In compenso al conducente sono stati ritirati tutti i documenti di guida fino alle 21 di ieri sera, costringendolo così a recuperare tutti i periodi di riposo non effettuati nelle ultime giornate lavorative. Per lui inoltre decurtazione di 35 punti dalla patente e sanzioni per 1.200 euro. Ancora cronaca dal veneziano, davvero pesante il bilancio sulle strade della provincia di Venezia delle ultime ore. Nel pomeriggio un incidente mortale è costato la vita ad un ragazzo di 23 anni, mentre nella notte un altro terribile schianto sulla Feltrina ha provocato 8 feriti. Sentiamo. Incidente mortale nel pomeriggio a Cortellazzo in via Colombo, lungo la provinciale che collega la frazione con Jesolo Paese. L'auto guidata da un 23enne si è scontrata con un furgone. Entrambi i mezzi sono usciti di strada completamente distrutti. Non c'è stato scampo per il giovane che, nonostante l'intervento tempestivo dei soccorsi, non ce l'ha fatta. L'impatto è stato talmente violento che ha perso la vita sul colpo. L'allarme è scattato verso le 15. Sul posto sono giunti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza i veicoli ed estratto dall'auto il 23enne che era rimasto incastrato nell'abitacolo deformato dell'utilitaria. Ma ormai non c'era più nulla da fare. Ferito il conducente dell'altro mezzo che è stato portato all'ospedale. Sul posto è giunta anche la polizia locale per deviare il traffico ed eseguire i rilievi. Un altro grave incidente è avvenuto nella notte lungo la statale 14 Triestina poco prima dell'1, a pochi passi dalla discoteca California, al confine tra i comuni di Musile e Meolo. 3 le auto coinvolte, di cui 2 finite nel campo sottostante. 2 persone sono rimaste gravemente ferite nell'impatto, ora ricoverate nell'ospedale di Mestre in prognosi riservata. Altre 6 sono state accompagnate negli ospedali di Treviso e San Donà di Piave in condizioni meno gravi. Sul posto anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto e svolgere i rilievi. La strada è stata riaperta verso le 5:30 di mattina. Nel Padovano ora, perché dobbiamo registrare l'ennesimo infortunio sul lavoro. Sentiamo. L'Ozzo a Testino è stata improvvisamente investita da un getto di vapore bollente che l'ha raggiunta alla schiena ustionandola mentre si trovava in catena di montaggio. Vittima dell'infortunio sul lavoro una ragazza di 27 anni, immediatamente soccorsa dai colleghi e quindi accompagnata dal personale del 118 al pronto soccorso di Padova. Le sue condizioni non sono gravi. Sul posto anche i carabinieri e i tecnici dello Spisal. E restiamo nel Padovano con la sconcertante vicenda che vede protagonista una mamma di un bambino delle medie di Selvazzano. La donna, scontenta per il 4 in inglese preso dal figlio, ha preso a schiaffi la professoressa. Sentiamo. Caselle di Selvazzano. Non era d'accordo sul pesante voto insufficiente in inglese a suo figlio e pretendeva che l'insegnante lo interrogasse nell'ultimo giorno di scuola. Una mamma ha atteso la professoressa fuori dalla media Albinoni e dopo il fermo no della docente alla sua richiesta, fatta tra l'altro così, sulla pubblica strada e tantomeno concordata in un ricevimento, l'ha spintonata e schiaffeggiata più volte, facendola cadere a terra. La professoressa, 60 anni, è finita al pronto soccorso con una prognosi di 30 giorni per lesioni al naso. Presenterà denuncia ai carabinieri. Ci fermiamo ora per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con l'edizione del Veneto dei nostri notiziari. Andiamo ora sul litorale veneziano perché non inizia con il piede giusto la stagione estiva per il noto locale jesolano Kings. Il questore di Venezia ha infatti sospeso la licenza per 15 giorni. Sentiamo perché.
È un provvedimento che ha ritenuto di adottare il questore della provincia di Venezia con finalità cautelari preventive in relazione ai numerosi fatti lesivi della situazione di ordine pubblico che si era verificata nell'ambito del locale e durante appunto lo svolgimento e l'esercizio delle licenze per sala da ballo e discoteca. Sigiglia il Kings di Jesolo per 15 giorni. L'attività viene sospesa con effetto immediato a partire da questo fine settimana. La finalità del questore comunque è quella non tanto di sanzionare, perché il provvedimento di quell'articolo 100 del testo unico non è quella di sanzionare il titolare della licenza, è quello di dissuadere le cattive frequentazioni del locale, è quella di evitare che nel locale si verifichino delle situazioni di rischio per la pubblica e privata incolumità. Ricordiamo che comunque la licenza del Kings era stata già sospesa per fatti comunque gravi analoghi di risse, lite e di feriti per 7 giorni nel 2013. Nessuna sanzione, ma una sorta di ammonimento che arriva proprio con l'apertura della stagione estiva per i troppi, secondo gli accertamenti della polizia, episodi di violenza e pericolo avvenuti negli ultimi 2 mesi. 4 vicende in particolare. Una rissa scoppiata la sera di Pasquetta tra i clienti in coda per entrare e un'altra avvenuta il 1° maggio. Qualche settimana dopo un gruppetto di americani ha aggredito l'autista di un pulmino, mentre il 3 giugno le forze dell'ordine sono state costrette a intervenire in ben 2 occasioni. La prima nel parcheggio del locale per una 17enne che era completamente ubriaca ed è stata poi portata all'ospedale, la seconda per un'altra rissa all'interno. Torniamo ora ad occuparci della Vardanega con l'annuncio a sorpresa ieri della messa in liquidazione della società di Possagno. Arrivano le carte della nuova Imprevar e il Comune mette in guardia. Terremo alta l'attenzione, dice ai nostri microfoni l'assessore Roberto Campagnolo. Stiamo vedendo adesso i primi documenti che ci sono arrivati, li abbiamo passati ai nostri legali, ai nostri dirigenti, valuteremo tutto e seguiremo tutto con la massima attenzione. Escludendo il cantiere del ponte, sono 7 quelli che passano dalla Vardanega alla nuova società, la Imprevar. A Bassano c'è il Polo Museale Santa Chiara che viaggia con un ritardo sul cronoprogramma, ma ci sono anche i lavori di ampliamento del plesso scolastico veronese a Maser, il nuovo pronto soccorso di Dolo, la manutenzione straordinaria e la riqualificazione delle torri a Treviso per 36 alloggi popolari. E poi sempre a Treviso la ristrutturazione del comando dei carabinieri, passando per le elementari di San Biagio di Callalta. Con il passare delle ore si moltiplicano le letture di quel che è successo alla Vardanega, che dopo la risoluzione in danno avviata dal Comune per il cantiere del ponte, ora passa alla liquidazione. Insomma, sembra emergere una situazione che evidenzia una difficoltà della Vardanega degli ultimi almeno 7-8 mesi, non solo nei cantieri che abbiamo qui a Bassano, ma un po' in tutti i cantieri. Secondo quel che emerge da una prima analisi dei documenti fatta dall'amministrazione comunale, l'azienda qualche difficoltà l'avrebbe avuta ben prima che il Comune decidesse di far saltare il contratto d'appalto. Tutto pronto per l'atteso raduno Triveneto degli Alpini. A Vittorio Veneto la prossima settimana sono attese 30.000 penne nere. Sì, ormai è tutto pronto. Le bandiere tricolore sventolano in tutta Vittorio Veneto. Saranno 3 giorni davvero intensi quelli che attendono e che impegneranno gli alpini tra il 15 e il 17 giugno per il raduno Triveneto. Una dunata che per gli alpini ha molteplici significati, dato che si svolge in concomitanza del centenario della fine della Grande Guerra. Nella città della Vittoria sono attese almeno 30.000 penne nere, pronte a portare allegria e a scrivere un'altra pagina importante di storia. Tutte le 25 sezioni che costituiscono il terzo raggruppamento dell'ANA, ovvero il Triveneto, più delegazioni di altre sezioni d'Italia e anche dall'estero, quindi saremo in tanti. I numeri? I numeri. Beh, io mi auguro insomma di raggiungere i 30.000 sfilanti alpini, ma si dice che nei 3 giorni potranno essere 100.000 le presenze in città. Per questo raduno si è deciso di dare un'attenzione particolare anche sul fronte della sicurezza. Attraverso i blocchi stradali innanzitutto, da una zona rossa interdetta assolutamente al traffico, una zona arancione dove il traffico sarà limitato,
ha dei filtri mirati, oltre i quali passerà solo chi è autorizzato. Tante le iniziative, dallo sfilamento delle salmerie con la lampada votiva della pace alla fiaccolata che convergerà in città partendo da tutti i comuni che fanno riferimento alla sezione, oltre allo scoprimento di una pietra d'inciampo alla memoria con incisa la data dell'evento del raduno posizionata ai piedi dei vari monumenti ai caduti. E ad essere pronti al grande evento del raduno Triveneto degli Alpini sono anche gli esercenti ed i cittadini di Vittorio Veneto. Sentiamo. Arrivano gli alpini, è tutto pronto? Siamo pronti, siamo organizzati, li aspettiamo con ansia. Vittorio Veneto è pronta per il raduno Triveneto degli Alpini. Manca ancora una settimana al grande evento e gli esercenti del centro hanno iniziato a organizzarsi esponendo bandiere, gadget e proponendo prodotti ad hoc. Chi ha attaccato una speciale vetrofania raffigurante il cappello d'alpino, chi ha posizionato una grande coccarda tricolore e messo in vendita dei prodotti ideati per l'occasione. Sono sempre i benvoluti. Sono sempre assolutamente benvoluti. Le notizie sono di tantissima gente, quindi stiamo cercando di attrezzarci per questi giorni che saranno veramente clou per la nostra città. 1 anno e mezzo di lavoro da parte della sezione dell'ANA e dell'amministrazione comunale di Vittorio Veneto per la realizzazione fino ai minimi dettagli del raduno del Triveneto degli Alpini. Un impegno che dalla settimana prossima vedrà finalmente i suoi frutti con lo sfilamento di 30.000 penne nere nelle vie del centro. La città sta per prepararsi al grande evento con lo spirito giusto. Quando arrivano gli alpini c'è sempre festa. Sì, ci vuole per Vittorio Veneto. Con quale spirito la città affronterà questo raduno? Beh, uno spirito di allegria e di ricordo sicuramente. Sono quasi 500 i tricolori che l'amministrazione comunale ha collocato in giro per la città, ai quali devo dire si sono aggiunti una miriade di altri tricolori collocati dai singoli privati sulle loro abitazioni, dai professionisti negli uffici e dalle attività produttive nei negozi e nei locali. Veramente direi un colpo d'occhio impressionante per la città che sta accogliendo anche dal punto di vista visuale nel migliore dei modi la Triveneta degli Alpini. Ed è tutto per questa edizione. In chiusura un'occhiata alle previsioni del tempo per la giornata di domani. Arrivederci. Ben ritrovati al meteo di Antenna 3. Sarà una domenica soleggiata e calda sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto ampio soleggiamento al mattino, il cielo sarà sereno su tutta la nostra regione. Nel pomeriggio proseguirà il bel tempo, tuttavia con qualche isolato temporale possibile sui rilievi del Bellunese, ma migliorerà presto. Temperature in deciso aumento, minime tra 17 e 21 gradi, valori massimi compresi invece tra 27 e 32 gradi. Situazione molto simile sul Friuli Venezia Giulia. Tanto sole ovunque, il cielo si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio deciso peggioramento sui settori alpini con fenomeni temporaleschi a carattere sparso, ma migliorerà entro la serata. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime in aumento oscillanti tra 28 e 31 gradi circa. Non cambia di molto la previsione sul Trentino Alto Adige, dove sarà bel tempo ovunque al mattino, con il cielo che si presenterà sereno o al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio peggiorerà sui settori alpini di confine con qualche temporale a carattere sparso. Temperature in aumento, minime intorno ai 17 gradi, valori massimi compresi invece tra 30 e 32 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto. Arrivederci!